left in my soul. Fantasy, you are the best of me. Give me back a dream I didn't hold. Just in my solitude, but you are the one I really want. Fantasy, take out the best of me. If there's something real left in my soul. Se il signor Wallace dovesse chiamare ancora e puoi giurarci che lo farà entro mezz'ora al massimo, digli che il finanziamento è sospeso e che non se ne fa più nulla. E se vuole parlare con lei? Sono in ferie e per lui lo sarò almeno per 2 settimane. Sei brava a farti negare. Non soltanto in quello, hai visto che balzo hanno fatto le Burning Inc? 2,50%, non male. Purché non sia solo un fuoco di paglia. Non lo è, Sonny, te lo assicuro. Ufficio di Brenda Baxter. Buongiorno, signor Wallace. No, purtroppo non posso. Sarà fuori per 2 settimane. E se ti sbagliassi? Non mi sto sbagliando. Smettila. Hai avuto fortuna. Ora ordina di vendere. Ti assicuro che non ci penso per niente. Guarda tu stesso. Perché le Burning, mio caro, continuano a salire anche oggi. Guarda, guarda pure. Da non credere. È impossibile. Sono decisamente sopravvalutati. È una vera pazzia. Sai, c'è qualcuno che ti protegge in paradiso. Perché rifiuti di arrenderti all'evidenza? Noi donne abbiamo un sesto senso. Io lo chiamerei in un altro modo, ma in fondo è la stessa cosa. Nancy, per favore anticipami l'ultimo appuntamento alle 4 e dopo prenotami una sauna al Gymnasium. You get crazy, Bob.
Lei è proprio una stronza. Dice che faccia da fesso è meglio di me, ma ti pare giusto? Dai, non te la prendere. Fa qualche esercizio. Vedrai che ti passa. Non ho tempo per queste scemenze io. Allora perché vieni? Beh, per guadagnare. E dovresti seguire il mio esempio. Come fai a campare con quella miseria che prendi al giornale? Segui il mio consiglio se sei un dritto amico. Con tutta la fauna che frequenta questo posto, c'è da fare un sacco di soldi unendo l'utile al dilettevole. Beh, è una questione di gusti. Senti, perché non provi a cercarti un lavoro serio piuttosto? Oh, ma l'ho fatto. Però con il tempo mi sono accorto che rimorchiare donne ricche è ciò che mi riesce meglio. Lascia perdere, con quella non c'è niente da fare. Sta sempre sulle sue. Per questo mi interessa. Ci ho provato più di una volta. Mi è sempre andata male. Questo è già un punto a suo favore. Ciao, sono Alex. Davvero? Ma non vedo perché dovrebbe interessarmi. Sempre così scontrosa? Sì, sempre. Soprattutto con i soci di questo club, dei quali non ho nessuna voglia di usufruire. Dai, non te la prendere, perché non provi con la signora Berenson? È sposata, è ricca e a quanto dicono anche generosa. È stata una settimana dura. Io comincio ad essere stanco. In fondo il mio impero val bene una vecchiaia tranquilla. Non sto bene, Brenda. Il mio cuore è un po' matto. Alla mia età la vita va presa in dosi piccole piccole. Ormai hai fatto il tuo tempo, caro signor Carey. Stai cercando dei complimenti, Albert? Forse. No, sei tu che meriti dei complimenti. Sono 3 anni che ti conosco. E sei sempre più bella. Grazie. Ho un regalino. Oh, Albert, ma è davvero magnifico. Su, mettilo. Hai esagerato. Ma è di gran classe, come al solito. Ti sta bene. Grazie. Grazie. Corre voce che la Westlight Company abbia deciso un notevole aumento di capitale. Tu ne sai niente? È vero. Ma ormai lo sanno in troppi. Invece ti consiglierei di tenere d'occhio le azioni della Stone Company. Faranno un bel balzo in avanti nei prossimi giorni. Ci sarà la fusione con una compagnia giapponese e ancora non è a conoscenza nessuno. Bene, seguirò il tuo consiglio. Finora hai avuto ragione. Ci credi? Nemmeno io so perché continuo a darti informazioni riservate. Potrei finire dentro. Non valgo forse qualche rischio? Non prendere impegni per il prossimo weekend. Puoi contare su di me.
Signora Baxter, c'è il giornalista del Daily Sun per l'intervista. Un giornalista puntuale, che entri. Prego, si accomodi. Brenda Baxter. Alex Russell, molto piacere. Posso offrirle qualcosa da bere o magari un caffè? Un caffè va bene, grazie. Lo sa, io non conosco il suo giornale, ma mi hanno riferito che è molto serio, perciò ho accettato di rilasciare un'intervista. Nancy, ti dispiacerebbe portare un caffè per il signor... Signor? Russell. Per il signor Russell. Grazie. Ma noi due ci siamo già conosciuti, mi sembra. In un certo senso. È strano, ma non ricordo dove. In palestra. Già, in palestra. Devo confessarle che vestito così non l'avevo riconosciuta. Così lei è un giornalista. Credo di doverle delle scuse. Devo ammettere che ci sono stati dei notevoli progressi negli ultimi anni. Comunque è ancora difficile per una donna emergere nel mondo della finanza. Ma sono ottimista, ormai il ghiaccio è rotto e in futuro le cose non potranno che migliorare. Bene, con questo io spero di aver soddisfatto ogni sua curiosità. Sì, certamente. Un'ultima domanda. Che fa questo weekend? Me lo chiede per un suo interesse personale o per i suoi lettori? Comunque un impegno. Ma sono ottimista, ormai il ghiaccio è rotto e in futuro le cose non potranno che migliorare. Bene, con questo io spero di aver soddisfatto ogni sua curiosità. Sì, certamente. Un'ultima domanda. Che fa questo weekend? Me lo chiede per un suo interesse personale o per i suoi lettori? Comunque è un impegno. Hanno portato questo per lei. Grazie, Eunice. Signor Carey. Albert, sono Brenda. Volevo dirti che purtroppo questa sera non ci possiamo vedere. Sai, mi dispiace, devo partire. Oh, no, non è niente di grave. Ti spiegherò meglio al mio ritorno. Ok? A presto.
Allora, come mai hai deciso di accettare? Come dire, il tuo era un invito irresistibile. Tu sei così giovane. Devi imparare tante cose. Soprattutto a non chiedere mai ad una donna il perché dei suoi comportamenti. Le donne sono istintive. E gli uomini molto insistenti. Vuoi fare lo spiritoso? No, cerco soltanto di piacerti. Quando avevo 16 anni, mi sono trovata di fronte ad un bivio. Avrei potuto provare a fare la modella o l'attrice, ma mi rendevo conto che sarei stata una modella mediocre o un'altrettanto mediocre attrice. E così ho preferito questa strada. È stato difficile, ma le sfide mi sono sempre piaciute. Sei una persona molto decisa ed anche fortunata. Vorrei essere come te. Doveva saperlo che non siamo un'associazione di beneficenza. Questo investimento non rientra nei nostri programmi. Mi spiace, per me la questione è chiusa. Buonasera. Bella e senz'anima. Detto da te è un vero complimento. Lo sai, sono sempre stato un tuo ammiratore. Mettiamoci insieme. Non credo durerebbe a lungo. E scommetto che sarebbe un disastro a letto. Proviamoci almeno. Io voglio investire $500.000 nelle Stoney Company. Stai scherzando? Per niente. Come ti è venuta in mente un'idea del genere? È un'assurdità, una follia. Sarebbe come buttare i soldi dalla finestra. Ho delle buone ragioni per pensare il contrario. Beh, non contare sul mio appoggio questa volta. E comunque adesso non abbiamo fondi disponibili per una tale operazione. Ci sono sempre le banche. Guarda che è un bel mucchio di soldi. Non è tanto facile. E comunque ci sarebbe il problema della garanzia. Non per me. Lascia perdere, è un grosso sbaglio. Ma qual è il problema? I miei consigli finora hanno accresciuto il capitale e il prestigio della società. Dico bene? Sono sicuro che è una follia. Io non lo farei se fossi in te. Insomma, di cosa hai paura? Sono solo io che potrei perdere il posto. O tu pensi che una mia promozione possa danneggiarti? Salve ragazzi, tutto ok? Ehi Alex, chi si vede? Ti ho cercato per tutto il weekend. Sono stato fuori. Ah, sembri piuttosto su di giri. Sarà stata l'aria di mare. Che fai di bello? Ah, sostituisco Giovanni. Una serie di interviste. Saranno famose negli anni 90. Beato te, conoscerei un sacco di belle donne. Io ho intervistato al massimo qualche vecchia gloria di Hollywood. Già, è la solita fortuna. Stai attento a non scottarti, eh? Ok. È stata una buona idea. Non c'è niente di meglio che una bella cavalcata. Io penso di amarti. Anch'io. Avevo paura di non vederti più. Insomma, che per te fosse stata solo un'avventura. Non pensi che dovrei essere io a dire questo? È una grossa somma, capisce? Mi occorre qualche giorno per valutare l'operazione.
Fra qualche giorno l'operazione sarebbe inutile. Mi servono adesso. Pensavo che nutrisse una certa fiducia in me. Oh, sì, certamente, però cerchi di comprendere la mia posizione. Che ne direbbe se ne parlassimo con calma questa sera? Potremmo cenare insieme. Naturalmente se non ha già altri impegni. Bene, credo che questa sia davvero un'ottima idea. Devo confessarle che lo desideravo da tempo. Davvero? Perché non l'ha detto allora? Si deve usare un po' per avere quello che si vuole nella vita. Chi è? Un tuo ammiratore. Alex, cosa ci fai qui? Beh, non è il caso che una donna importante come te vada in giro con un povero giornalista squattrinato come me, giusto? Perciò si potrebbe mangiare qui. Sono un bravo cuoco, lo sai? Sì, ne sono sicura, ma dovrai dimostrarmelo un'altra volta. Io ho una cena di lavoro e sono già in ritardo. Scusa. Sapevo che non è il mio giorno fortunato oggi. Una cena a cui si può sopravvivere, non credi? È carino qui. Sono lieto che ti piaccia. Sai, è il mio nascondiglio. La vita matrimoniale a lungo andare diventa noiosa. Lo immagino. Vai bene a non sposarti? C'è sempre tempo, no? Meglio godersi la vita. Così ogni tanto si può incontrare qualche piacevole imprevisto dietro l'angolo. Già. Ho una videocassetta nuova. Ti va di vederla? Ti assicuro che è veramente speciale. Io preferirei parlare di quel finanziamento prima. Non ti preoccupare, domani avrai quei soldi. Non c'è alcun problema. Allora non è necessario vedere quella cassetta? Perché no? In fondo abbiamo tutta la notte. Ti piacerà. È un video un po' osé. Sei stata fantastica. Spero che questo abbia un seguito. E perché no? Forse. Ci vuole un po' di prudenza. Sei un uomo sposato. Passerò in banca più tardi. D'accordo. Com'è andata la tua cena? Alex, che cosa fai qui a quest'ora? Una cena di lavoro, eh? Da come baciavi quel tizio che ti ha accompagnata, devi esserti divertita molto. E anche lui. Non credere di potermi dire quello che posso o non posso fare perché sono venuta a letto con te un paio di volte. Tu sei uno stupido, presuntuoso e insignificante moccioso e non sarò io a cambiarti i pannolini. E se ora non te ne vai, chiamo la polizia. Mi dispiace. Sì, è vero, io sono uno stupido. E se tu ora mi mandi via, hai tutte le ragioni.
Buongiorno, signora Baxter. Buongiorno, Nancy. Ci sono messaggi per me? Oh, no, c'è solo un pacchetto che hanno portato poco fa, è nel suo ufficio. Ok, grazie. Così potrai contare i minuti che ci separano. Alex. Grazie. Di niente. Ecco. Che noia questi party, eh? Se soltanto si potessero evitare. Io propongo un brindisi per Gina McCallum, che il suo libro Una donna in amore diventi presto un bestseller. No. Grazie, grazie. Perché hai tanto insistito per venire se non ti andava? Per le pubbliche relazioni. Sono molto importanti sia nel mio che nel tuo lavoro. Io ne farei volentieri a meno. Beh, è il prezzo che si deve pagare per avere successo. Meglio rassegnarsi. Niente è così importante. Ok, visto che il nostro dovere lo abbiamo fatto, che ne diresti se zitti zitti ce la squagliassimo? Alex! Alex! Joan, ma che sorpresa. Sei stupenda. Anche tu, stentavo quasi a riconoscerti. Stavo andando via. Sì, certo, sei in compagnia. Ci vediamo al giornale. Ok. Ok. Ciao. Ciao. Una mia rivale, direi. No, no. È solo una collega. I nostri rapporti sono esclusivamente professionali. È possibile, ma non si direbbe da come ti guardava. Hai freddo? No, è solo una strana sensazione come di paura. Mi succede quando sono troppo felice. Hai fatto davvero un buon lavoro. Sono contenta che mi abbia sostituito tu. Beh, non era un granché difficile, non ti pare? C'è solo un'intervista che mi è sembrata poco obiettiva e falsa. Quella alla Baxter. Ne viene fuori una donna di talento e di grande umanità. Ma è l'impressione che mi ha dato. Sì, quella donna è veramente in gamba. Un buon giornalista non si fa ingannare dalle apparenze. Quella sa solo abbindolare gli uomini e tu ci sei cascato. Non pensi di esagerare? Lo sanno tutti quanti che lei è un'ipocrita rivista disposta a tutto per ottenere quello che vuole. Non sarai gelosa, per caso? Lo sanno tutti che sei cotta di me.
Senti, non è per intromettermi, ma direi che sei stato un po' troppo duro con lei. In fondo voleva solo farti veramente capire che tipo è quella Baxter. Quello che è, lo so da solo. Ehi, non capisco perché insisti nel difenderla. John ha ragione, la Baxter anzi è anche peggio. Sa con chi le conviene andare a letto. È una donna cinica, amorale, arrivista. Hai avuto un'intuizione geniale. Il rialzo delle azioni della Stone Company era assolutamente imprevedibile. È stato il nostro migliore affare degli ultimi anni. Sei una donna molto abile, Brenda. Se continuerai di questo passo, mia cara, finirai con il rubarmi la poltrona. Mi ci vedi sulla poltrona del capo? Ufficio finanziario dell'MTN. Vorrei Brenda Baxter. Non posso disturbarla, ora è in riunione. Se vuole può lasciare un messaggio. Ehi, stai cercando compagnia? Io non costo molto e saprei farti divertire. Fanculo. Alex! Ma che sorpresa, che cosa ci fai tu qui? Mi fai schifo! Ma che diavolo ti prende? Sei diventato pazzo! Sei un bastardo! Hai ragione ad avercela con me. Vuoi scusarmi? Non ne ho nessuna intenzione. Ma potrei ripensarci se mi inviti a pranzo. Beh, un hot dog e una birra al massimo. Un hot dog e una birra vanno bene. È stata una splendida idea, Albert. Avevo proprio bisogno di passare il weekend in un posto come questo. Ne avevo bisogno anch'io. Ricordi quando ci siamo conosciuti? Sì? Se non ti fossi fatta avanti tu, ora non saremmo qui. Io ti avevo chiesto solo di portarmi via da quella cena prima che morissi di noia. E finimmo a casa tua. Già. Mi pare sia successo ieri. Sai, Albert, ormai ti conosco da quasi 3 anni e ancora non so niente di te. Non ho mai visto la tua casa. Ma forse la signora Kyrie non apprezzerebbe una mia visita, no? Forse no.
Brenda, ti vorrei presentare il signor Aaron Johnson, un caro amico che frequento dai tempi della scuola. Aaron, Brenda Baxter. Adesso Aaron è presidente della Saparo Company. Oh, piacere di conoscerla. Il piacere è tutto mio. Lei è davvero una persona così importante? Non deve dar retta a Bruce, lui esagera. Via, ora non fare il modesto. Il signor Johnson si tratterrà per qualche giorno e nonostante la nostra amicizia di vecchia data, lui non ha voluto rivelarmi il motivo di questo suo viaggio. Da bravo uomo d'affari ha paura della concorrenza. Lo conosco troppo bene, perciò tengo la bocca chiusa. Ed ha perfettamente ragione, la discrezione è una regola fondamentale. È un vero peccato che sia così tardi, mi sarebbe piaciuto approfondire la sua conoscenza. Beh, può farlo sempre questa sera a cena. Io conosco i posti giusti, i locali migliori. Questa è una magnifica idea. La chiamo, signora Baxter. Bene. È ancora presto. Vuoi venire un po' da me? No, preferisco di no. Sono ancora troppo confuso, Joe. Non voglio giocare con i tuoi sentimenti. Tu sei una brava ragazza e non lo meriti. È per quella donna, non è vero? Ok, ci vediamo domani sera. Buonanotte. Tu hai molti ammiratori. Ti sembra una cosa strana? So per certo che la Saparo Company ha intenzione di assorbire la Dewey Oil. In una settimana quel titolo andrà alle stelle. E tu come lo sai? Ho i miei informatori. Devi ricompensarli piuttosto lautamente per ottenere simili indiscrezioni. C'è il carcere per chi divulga queste notizie. Già, si chiama Inside Trading, lo so. Ma evidentemente i miei informatori sono disposti a correre questo rischio in cambio di quello che posso offrire loro. Bene, visto che la mia opinione non ha alcun valore, ordino che si parta con questa operazione. Nancy, chiedi al signor Green della banca di fissarmi un appuntamento. Digli che è urgente.
Questa volta però vorrei un prestito personale. La mia società non c'entra. Veramente è una cifra considerevole. Ne ho bisogno per un investimento. Un'operazione a breve termine. Entro un mese o al massimo 2 restituirò tutto. Beh, naturalmente io in garanzia offrirei il mio appartamento e dei gioielli e dovrebbe bastare, almeno credo. Certo, ci vorrà qualche giorno per valutare l'appartamento e i gioielli. Ma non preoccuparti. Avrai subito quel prestito. Garantirò io, personalmente. Naturalmente capirai che mi sto assumendo un rischio molto grande per te. Ma sono sicuro che saprai ricambiarmi con un favore altrettanto personale. Ufficio di Brenda Baxter. C'è Brenda Baxter? Chi la desidera? Un attimo, per favore. C'è il signor Alex Russell che chiede di parlarle. Per favore. Digli che non ci sono. A che ora parti per Los Angeles? Alle 3, ma domani all'1 sarò già di ritorno. Bene. Pronto? Brenda, sono Alex. Per favore, non riattaccare, devo parlarti. Ok, ma io sono davvero occupata adesso. Dammi la possibilità di spiegarti. Sì, ma non è questo il momento, ok? Ho bisogno di vederti. Domani. D'accordo, domani a colazione. Ok? Va bene. A domani. Ciao. Lo conosco? No, non credo proprio. Era solo un collega per una questione di lavoro. Ma come sempre al lavoro, tu esageri. Comunque non devi mentire con me. Io non ho mai preteso delle esclusive. Sarebbe sciocco. Sei un uomo straordinario. Grazie. Non riesco a trovare le parole per dirti tutto quello che sento dentro di me. È davvero strano. L'altro giorno invece ti sono venute molto facilmente. Per favore, io ti amo. Non stai esagerando? Che ne hai dei tuoi principi? Sono una puttana o l'hai dimenticato? Non so vivere senza di te. Ora dovrei sciogliermi in lacrime e gettarmi fra le tue braccia? Questo è per te. Ah, mi porti perfino un regalo per farti perdonare. Bene, vediamo se vale una notte di sesso almeno. Dovevi farti consigliare meglio. Ci voleva qualcosa di più vistoso. È un anello di fidanzamento. Io voglio sposarti. Tu vorresti sposare me? Tu sei veramente un tipo imprevedibile. L'ultima volta che ci siamo visti hai detto che sono una puttana e adesso mi chiedi di sposarti. Non pretendo che tu mi risponda adesso. Io aspetterò. Fino a domani. Bello spettacolo. Albert, stasera è l'ultima volta che ci vediamo. Perché mi sposerò.
Da te non me lo sarei mai aspettato. Sei troppo intelligente, troppo ambiziosa per rinunciare a tutto. E troppo bella per un uomo solo. Non sono stato sincero con te. Beh, nemmeno io. Ti ho fatto credere di essere un giornalista spiantato e invece sono un uomo ricco. Ricco quanto? Sfacciatamente. Non mi sembra un grave difetto. Lo sai, Russell non è il mio vero cognome. È solo il mio pseudonimo. Non volevo essere favorito per interesse. Buonasera, signorina. Buonasera. Ah, signor Alexander, è un vero piacere rivederla. Suo padre la sta aspettando. Ho sentito la tua mancanza. E pensare che credevo di dover essere io a mantenerti. Papà? Oh, Alex. Questo è mio padre. E lei è Brenda, la donna che voglio sposare. Allora, vogliamo andare a tavola? Sono affamato. Devo servire? Alex! Papà! Papà! Chiama il dottore. Non deve preoccuparsi. Ora è il peggio passato. Tornerò a visitarlo domani. E farò di tutto per convincerlo a prendersi un po' di riposo. Grazie, dottore. Arrivederla. Povero papà. Ci è abituato ormai. Questi attacchi si fanno sempre più frequenti. E ogni volta potrebbe essere l'ultima. Sai, lui ha sempre lavorato troppo. E in parte è anche colpa mia. Papà non si è mai voluto risposare per occuparsi di me. Oppure non ha mai trovato la persona giusta. Mia madre era una donna davvero eccezionale. E capisco che per lui sia stato molto difficile trovarne un'altra con le stesse qualità. Credi possibile che non abbia avuto delle altre donne? Oh, certo. Ma mai niente di serio. Solo amanti occasionali. Donnine a perdere, le chiama lui.
Ha chiamato il certo, signor Green del glielo servizio ricorderò finanziario. Desidera parlarle con Buongiorno. urgenza. Dal tuo sorriso immagino ci siano brutte notizie. Questa volta ti è andata davvero male. Hai esagerato e ti sei ficcata in un brutto guaio. Guarda. No, questo non è possibile. Dovrai ammettere che il tuo istinto infallibile ti ha tradito. Non poteva andarti sempre bene. Adesso cerca una buona scusa per il capo. Oh, va all'inferno. La banca pretende la restituzione di quel prestito. Sì, ma concedimi almeno una dilazione. Posso darti una settimana, non di più. Dopodiché dovrai estinguere il tuo debito, in un modo o nell'altro. E questa volta non potrò fare niente per te. Così all'improvviso. Dovrei essere di ritorno domani. Ma tu che cos'hai? Ti sento un po' strana. No, non ho proprio niente. Solo è che pensavo di passare la serata con te. Ti manco così tanto? Sì, Alex. Come sta tuo padre? Ah, benino. Si è ripreso in fretta, come al solito. Meglio così. Ti telefono appena torno, ok? Va bene. Ciao. A presto. Tu non farai mai parte della mia famiglia. Sono innamorata di Alex e tu non potrai impedirmi di sposarlo. E pensi davvero che ti sposerà sapendo che donna sei? Lui capirà. Capirà cosa? Che eri la mia amante? Sposerà l'amante di suo padre? Non glielo dirai. Lo perderesti anche tu. Potrebbe anche darsi, ma correrei questo rischio. La sola cosa che desidero nella vita è che Alex sia felice. E che ne puoi sapere tu di cosa lo rende felice? Beh, forse non lo so. Ma so che non sei tu la donna che lo renderà felice. Ti conviene arrenderti, Brenda. Questa volta hai perso la partita. Solamente $100.000. Tutto qui ciò che vale un figlio per te. No, lui vale di più, molto di più. Quello è solo il prezzo di uno scandalo. Ah, Brenda, sii convincente quando gli dirai che non vuoi sposarlo, perché sarà la tua ultima chance. Buongiorno, signora Baxter. Salve. Senta, dovrei versare questo assegno. L'intera somma, signora? Sì, grazie. Sei sempre stata un ottimo elemento per la società. Avevo riposto la mia fiducia in te, ma questa volta l'hai completamente tradita. Tuttavia voglio darti un'ultima chance. Continuerai a far parte del nostro staff, ma prima di poter avviare una qualsiasi operazione, tu dovrai sempre sottoporla a me. Sono stato chiaro? Sì, signore. Non se ne pentirà. È quello che spero.
Sono all'aeroporto. Appena arrivo passo da te. Spero di trovarti. Ti amo. Brenda! Ma che ti succede? Sembri sorpresa di vedermi. Ti ho lasciato un messaggio in segreteria, non l'hai sentito? No. Brenda, scusa, dove... Non mi avevi detto che lo scherzo era per Alex. Beh, com'è andata? Già che ci siamo, puoi anche approfittarne se ne hai voglia. Oh, vattene via! Vattene! Ok. Alex, quando sei arrivato? Già da un po'. E allora, figliola? Non vuoi dirmi che ti succede? Niente. Non mentire, Alex, non ti riesce bene. È per quella donna? Sì. È difficile riconoscerlo, ma a volte dei fatti negativi poi si rivelano delle fortune. E anche se io non ho avuto modo di conoscerla bene, non credo che fosse adatta a te. Dimenticala, Alex, non ti merita. Sì. La solita fortunata, eh? Un altro al tuo posto sarebbe stato cacciato a calci. Sì, ma nessuno aveva mai fatto guadagnare la società quanto me. Sono ancora in credito e questa è una buona ragione per non essere cacciata, non credi?
se lo dici tu. Comunque, ti vedo stanca. Dovresti riposarti. Sei tirata. Vorrei sottoporle un'operazione finanziaria, signor Wilson. Ritengo che sarebbe vantaggiosa per la società. Vediamo. Questa è un'indagine di mercato che evidenzia il massiccio intervento giapponese. Non capisco perché tu insista tanto per avere quell'incarico. Ho le mie buone ragioni. Ho bisogno di andarmene per un po' e quel reportage è quello che mi ci vuole. No, non pretenderei di risolvere così i tuoi problemi sentimentali. E poi, se i giornalisti in crisi partissero come inviati speciali, non resterebbe un cronista in città. Alex, scusa, c'è una telefonata per te. Te la passo? Sì. Brutte notizie. Già. Mio padre è morto. È difficile trovare le parole giuste in questi casi. Che posso fare per aiutarti? Vorrei restare solo. Scusami. In ogni caso, per qualsiasi cosa, però, chiamami. C'è un suo amico di là, signore. No, non voglio vederlo. Alex. Mi hanno dato il tuo indirizzo in ufficio. Ho saputo di tuo padre. Mi dispiace. Ma io ti devo parlare. Capisco che non è il momento, ma è giusto che tu lo sappia. L'altra sera non è andata come credi. Perché, Brenda? Perché quella stupida messa in scena? Non chiedermelo, per favore. Non posso dirtelo. Non capiresti mai. Ok. Ok. Non dire niente. Non voglio saperlo. Peccato che mio padre non ti abbia conosciuta meglio. Gli saresti certo piaciuta. Dopo sposati, abiteremo in questa casa. Papà ne sarebbe stato felice. Sei sicuro che facciamo bene a sposarci così in fretta? Non sarebbe meglio aspettare? Insomma, lasciare per un po' di tempo le cose come stanno.
Non riesci proprio a rinunciare alla tua indipendenza, al tuo lavoro, per essere mia moglie. Io, Albert Carey, nel pieno possesso delle mie facoltà, nomino quale mio unico erede mio figlio Alexander Carey. È allegata alla lista di tutti i beni mobili ed immobili di suo padre che potrà controllare. Lascio un vitalizio di $200.000 al mio fedele maggiordomo. E infine lascio la somma di $100.000 alla mia amante Brenda Baxter. Questo servizio è un autentico scoop. Un'esclusiva come questa non capita tutti i giorni. Sento odore di promozione. E che diresti di festeggiare il mio successo? Perché no? Non è un mistero che ti servi di me per dimenticarmi. Cerca almeno di fingere. Io sapevo di fare la cosa giusta offrendoti un'occasione per rifarti. Una volta di più hai avuto un'intuizione geniale. Beh, non ho fatto altro che impegnarmi seriamente. Ora dimentica che sono il capo. Che ne diresti di andare a cena, io e te? Sei libera questa sera? Sfortunatamente ho già un altro impegno, ma sarà per un'altra volta. Che fai stasera? Niente, perché? Ho per le mani un paio di ragazzine. E se ne hai voglia? Sì, perché no? Perfetto.
Sono libera stasera e anche molto, molto affamata. Mi dispiace davvero che tu te ne vada. Anche a me dispiace. Che cosa credi? Ho passato molto tempo qui e ci lascio i miei migliori amici. Non si può rifiutare un'offerta del genere. Beh, vuol dire che piano piano farai assumere al Daily Finance anche noi. Hai successi? Del nuovo redattore capo del Daily Finance. E senza rancore. Lascio la direzione della società. Ho avuto un'altra offerta. Sai, hanno proposto un sostituto, ma io ho fatto il tuo nome. Non so ancora quale decisione prenderanno. Io ho appoggiato la tua candidatura perché ti stimo molto e non per dare un seguito a questa serata. E a pagina 8 c'è sempre un'intervista con un big della finanza. La prossima volta toccherà a Brenda Baxter. Chi fa l'intervista? Barbara Stanford. Avrei piacere se anche a te venisse qualche buona idea di tanto in tanto. Non mi serve un tirapiedi, ma un collaboratore. C'è il giornalista del Daily Finance per l'intervista. Sì, fallo aspettare un momento, Nancy. Io farò di tutto per accontentarti, Brenda. Ora devo chiamarti signora Baxter. Brenda va benissimo. Nancy, ora fallo entrare, per favore. Buongiorno, signora Baxter. Possiamo anche cominciare. Che consiglio darebbe a chi volesse iniziare questa carriera con successo? Beh, saper resistere. E essere disposti a rinunciare alla propria vita privata. Molto bene. Un'ultima domanda. Sei libera per il weekend? I feel alone in this big town. I feel lost, my soul around. I don't believe it occurred to me. Have a broken heart, it's not a stone. I was so sure I wouldn't need love. I was so strong, just a
everything but you, and you are the one I really want. Fantasy, take out the bad.